Venerdì 15 settembre, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza ed Emanuela Corsi, buongiorno. Cominciamo con un grave incidente stradale, purtroppo nel quale sono morti 2 autisti e 18 migranti, sono rimasti feriti, alcuni in modo grave, sulla 1 all'altezza di Fiano Romano, vicino a Roma appunto. Uno dei bus della prefettura di Agrigento che trasportava migranti da Porto Empedocle, che è ai centri di accoglienza del Piemonte, si è scontrato frontalmente con un mezzo pesante e i 2 autisti, tutti e 2 italiani, sono morti. I migranti erano arrivati a Lampedusa nei giorni scorsi. Oggi parleremo di Sport City Day, che è un appuntamento che ci sarà domenica in 140 città, quindi numerose città anche siciliane. Don Pugliesi, che 30 anni fa, giusto 30 anni fa, veniva assassinato dalla mafia, ma la sua eredità è viva e è vivace presso i giovani di Palermo e non solo. E poi a Catania del Bellini International Context, che per la verità si estende anche a Palermo e Messina. Ma ancora per l'attualità, purtroppo un nuovo morto sul lavoro a Salerno in un tragico incidente al porto. È morto un marittimo di Messina, ufficiale in servizio alla Caronte Tourist, è rimasto ferito gravemente un altro collega. I sindacati protestano e dicono basta con questa mattanza. Quello dei morti sul lavoro sembra essere un elenco che non conosce fine. Un altro incidente è avvenuto sulla banchina del porto di Salerno e ha causato un morto ed un ferito grave. La vittima è l'ufficiale della Caronte Tourist Antonino Donato, ufficiale di coperta di 29 anni, messinese. I 2 marittimi sarebbero stati investiti da un camion che si trovava sulla stessa nave, la Cartur Delta del gruppo armatoriale siciliano, e che stava per dirigersi verso Messina. Secondo una prima ricostruzione effettuata dalla Capitaneria di Porto, l'incidente è stato causato dal malfunzionamento di un trattore ralla dell'impresa portuale che durante le operazioni commerciali manovrava in retromarcia su una banchina del porto di Salerno. Ferito gravemente un altro collega palermitano che si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Ruggi di Salerno. Sul luogo dell'incidente, insieme ai funzionari dell'autorità di sistema portuale del Tirreno Centrale, sono presenti anche il presidente Andrea Annunziata e il responsabile della security Ugo Vestri. Ha aperto un'inchiesta da parte della magistratura campana. Caronte Tourist ha espresso in una nota enorme dolore e costernazione per una tragedia immane che ha già causato la perdita di una giovane vita, di un ufficiale da tutti ben voluto ed apprezzato. A Lampedusa arrivi e trasferimenti in continuazione, la situazione all'hotspot di Contrada Imbriacola resta delicata, ci sono, si calcola 4.000 rifugiati anche stamane, sono ammassati in un luogo che dovrebbe ospitarne al massimo più di 400 come sapete. Tanti i migranti che sfuggiti ai controlli girano per l'isola, rovistano nei cassonetti, chiedono cibo agli abitanti. Non a caso il sindaco di Lampedusa ha chiesto la proclamazione dello stato d'emergenza. Frugano nei cassonetti alla ricerca di qualcosa da mangiare o qualcosa da indossare. Sono alcuni dei migranti sfuggiti all'hotspot di Contrada Imbriacola e al controllo delle forze dell'ordine e volontari sull'isola di Lampedusa, quando ne sono arrivati quasi 7.000. Molti sono stati riportati al centro, ma non tutti. I trasferimenti dall'isola verso la terraferma continuano, ma ci vuole tempo per tornare alla normalità. Alcuni giovani provenienti dal Burkina Faso sono tornati a pranzo anche oggi a casa di un vigile del fuoco. La Croce Rossa ha consegnato quasi 7.000 pasti, ma non bastano. Nonostante la solidarietà espressa con i fatti, gli isolani chiedono però che l'isola stessa venga ormai svuotata. Lo hanno detto chiaramente con una serie di slogan durante un sit-in davanti alla sede del municipio. Un municipio che mostrava le bandiere a mezz'asta come tutti i locali, in segno di lutto per la morte di una neonata annegata prima dell'alba di ieri, al culmine delle ore più caotiche. Come se non bastasse, ci sono anche i tentativi di rientro da parte di chi non ha diritto alla protezione internazionale. La squadra mobile di Agrigento ha arrestato 8 immigrati perché tornati a Lampedusa nonostante i decreti di respingimento per 5 o di espulsioni per altri 3 di loro. Grazie all'iter di identificazione con rilievo delle impronte digitali e fotosegnalazioni sono stati identificati e quindi espulsi, anzi arrestati. Intanto la Premier Meloni riceve il sostegno del primo ministro ungherese Orban e adesso cerca di portare il caso di Lampedusa al centro d'Europa, investendo della vicenda la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.
Intanto, dopo una notte di tregua, sono ripresi gli arrivi e altri 84 migranti sono stati salvati in queste ore a sud di Lampedusa. Intanto è arrivata la notizia che una vasta operazione antidroga della Guardia di Finanza tra Caltanissetta, Agrigento e anche Roma ha portato al sequestro di 120 kg di droga e all'arresto di 12 persone. Questa operazione, che gli investigatori hanno chiamato colpo secco, è coordinata dalla procura di Caltanissetta. Ripetiamo, 12 arresti, 120 kg di stupefacenti sequestrati e anche armi. Emanuela, vogliamo vedere un po' i quotidiani siciliani? Sì, partiamo come sempre dal tema dei migranti. Allora vediamo la prima pagina del giornale di Sicilia. Ecco qui il titolo: i migranti dividono il governo. L'emergenza agita la maggioranza, la Lega alza la voce e contesta l'approccio diplomatico della Meloni con la Tunisia, che ieri ha negato l'ingresso agli eurodeputati ed è scontro. Poi altre notizie, sempre su questo tema: la Chiesa in prima fila, pasti e vestiti per i profughi, mobilitazione in tutta la diocesi di Agrigento. E per quanto riguarda invece i numeri, tregua di sbarchi, ma l'hotspot resta sempre stracolmo, 10.000 arrivi in 3 giorni. Ma c'è da sottolineare la generosità dei residenti, offerta una grigliata a decine di anche una appunto, spaghettata sì, abbiamo raccontato. Sì. Una belle storie che arrivano da Lampedusa chiaramente nella tragedia, e qui vediamo una foto appunto dei migranti in coda per ricevere generi di conforto. Altre notizie: oggi, come ricordavi tu, è il 30° anniversario della morte di Don Pino Puglisi, l'omaggio a Pino Puglisi, l'antieroe umile che fece paura ai boss. L'omicidio avvenne a Brancaccio ieri sera. Una fiaccolata ha aperto la serie di manifestazioni per ricordare il sacerdote. Siamo a Palermo. Oggi la messa con il cardinale Zuppi, il ricordo di un amico. Trovai la gente che lavava il suo sangue. Brutte notizie per gli italiani: caro mutui, aiuti dalla regione, ma la BCE alza i tassi. Costi alle stelle per chi ha il tasso variabile, i fondi siciliani assegnati invece in base all'ISEE, urbanistica, sanatoria più facile per le case abusive. Questo per quanto riguarda la finanziaria regionale, dove sono previsti 50 milioni per le famiglie. Altre notizie di cronaca: messinese, incidente sul traghetto, un morto, e poi la DIA, i clan fanno affari su internet. C'è appunto questa relazione di cui abbiamo parlato anche nei nostri TG. Via gli alberi per i lavori della metro, questo invece per quanto riguarda Palermo. Poi c'è una notizia singolare, la vedremo nella stampa nazionale. Covid, arrivano i nuovi vaccini contro tutte le varianti. Da ottobre saranno gratis per tutti. In realtà non è questa la notizia, vabbè, te l'anticipo. Pare che ci sia un gene già rilevato nell'uomo di Neanderthal, per cui eravamo già predisposti a infettarci con il Covid. Andiamo a vedere la Sicilia di oggi. In rotta di collisione, anche qui l'immagine dei migranti in fila. Sicurezza e migranti, Salvini contro la linea morbida. Lampedusa resta porta aperta tra sbarchi e solidarietà. La mafia ancora viva e attrae i giovani. La relazione DIA, nonostante i continui arresti, è intatta. La pericolosità sociale di Cosa Nostra, che adesso cerca nuove sponde nel metaverso. L'anniversario dell'omicidio, la Chiesa, le periferie, la legalità, 30 anni dopo padre Puglisi. Era il 15 settembre del 1993, un comando mandato dai boss del quartiere, erano i fratelli Graviano, uccideva a Brancaccio padre Pino Puglisi, educatore e martire. Oggi a ricordare il suo insegnamento a Palermo c'è anche, come dicevamo, il cardinale Zuppi, presidente della CEI.
Altre notizie di oggi: Ryanair, falsità di ENAC sui prezzi, la battaglia sul caro voli continua e intanto la Sicilia riprotetta grazie ad Aero Italia. Ieri è stata presentata la nuova tratta Catania-Roma. Arrivi all'Ars e Asse con Schifani, ieri la festa della Lega a Caltanissetta, europee, Salvini lancia in Sicilia la nuova strategia per frenare Fratelli d'Italia. E poi economia, la BCE aumenta ancora i tassi, effetto sui risparmi delle famiglie. Pensa che un mutuo passerà da 456 euro a 759 euro proprio per chi... Quasi il raddoppio, esatto, pauroso. Per chi ha un tasso variabile. Vediamo all'interno, in primo piano, dicevamo Palermo che ricorda il Beato Puglisi, sfidò i boss con la forza del sorriso. Il 15 settembre appunto avvenne a Brancaccio. Nella sua eredità c'è anche il pentimento dei killer. E poi la testimonianza del parroco di Zia Lisa nella periferia di Catania. Non era un prete antimafia, dice, ma un educatore, e dava fastidio alle cosche proprio per questo, perché lui reclutava giovani, cioè sottraeva i giovani alla mafia e dava loro degli insegnamenti chiaramente diversi. Tra poco ne parleremo con Maurizio Artale, che è il presidente del Centro Padre Nostro, fondato appunto da Don Puglisi. E poi, sempre continuando su questo aspetto dei giovani, ecco, la CISL dice: senza un lavoro vero e sicuro l'illegalità trova terreno fertile. Lo vediamo qui in questo articolo. Chiaramente il lavoro è anche un deterrente per evitare appunto di far parte, di entrare nelle cosche mafiose. Cosa Nostra attrattiva per i giovani, amplia la manovalanza criminale. Questa relazione della DIA, molto inquietante, l'andamento del secondo semestre 2022 fotografa la mappa di controllo del territorio e la capacità di rinnovamento del fenomeno mafioso. E poi dicevamo, questo nuovo scenario, i clan puntano al metaverso e adesso navigano nel dark web. Caro Voli, vediamo anche questa notizia: il nuovo attacco di Ryanair, si dimetta il presidente dell'ENAC, il CEO, l'amministratore delegato Oliri, dice troppe bugie su di noi, e intanto il ministro Urso riunisce il tavolo del trasporto aereo. Qui vediamo appunto Michael Oliri che continua ad attaccare l'Italia per il decreto sul caro voli. Vediamo qual è questa norma. Sulle rotte nazionali di collegamento con le isole è vietata la fissazione dinamica delle tariffe da parte delle compagnie aeree, modulata in relazione al tempo della prenotazione. E poi le condizioni di divieto: fissazione della tariffa durante un periodo di picco di domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale. Il prezzo di vendita dei biglietti o dei servizi accessori superiore è vietato ovviamente del 200% alla tariffa media del volo. Ne abbiamo visti di questi numeri comunque che lievitavano in maniera incontrollata. Dopo lo schiaffo però subito da Oliri, cosa fa la Sicilia? Si riorganizza con Aero Italia e presenta i voli su Roma, operativi da Fontanarossa dal 29 ottobre, appunto con il terzo vettore voluto da Schifani. Assente il sindaco trantino o un suo delegato durante la presentazione di ieri. Poi vediamo la prima pagina di Catania, prima di passare ad un altro quotidiano. Lotta alla mafia, Catania modello, perché ieri è stata anche la giornata della commissione antimafia che si è riunita in prefettura a Catania. Cracolici, qui la sinergia tra istituzioni funziona. Questo territorio, crocevia internazionale delle mafie, ma in 14 mesi, ha detto il presidente della commissione, 5.000 arresti e 1.000 segnalazioni di abbandono scolastico. Questi sono alcuni numeri appunto di ieri. Asili nido, da lunedì prossimo via al servizio, saranno disponibili 600 posti per bambini fino a 3 anni. Le domande potranno essere inoltrate entro il 31 dicembre. E poi altre notizie, andiamo alla cronaca, perché sono stati revocati i domiciliari per Pippo Arcidiacono.
si è dimesso da Fratelli d'Italia, era stato travolto dallo scandalo che riguardava la sanità ed era anche un esponente di Fratelli d'Italia, anche si era presentato alle ultime elezioni amministrative come candidato sindaco. Poi CISL, sicurezza e reddito di cittadinanza, analisi sulle emergenze che toccano la città e poi questa notizia che invece arriva da Acireale: un topo pensa che fa scattare l'allarme in ospedale. Hanno fotografato questo topolino che è stato bonificato il reparto. Insomma, anche giusto così. Direi. Per quanto riguarda la metropolitana, ieri abbiamo detto che è stato annunciato questa nuova tratta Mister Bianco Paternò, però arriva appunto il monito. Non dimentichiamo tutti i cantieri rimasti in sospeso, nel senso, prima di pensare a quelli nuovi. Ecco, questo per quanto riguarda la Sicilia. Adesso andrei alla Repubblica invece di Palermo, che apre con questa notizia: comune la corsa dei 100 giorni, 450 milioni per aggiustare la città. Approvato il piano triennale delle opere pubbliche a Palermo, ma c'è poco tempo per spendere i fondi in cassa. Appalti a raffica per buche, Ponte Oreto, scuole e illuminazione. E poi il libro dei sogni da 5,3 miliardi. E poi la piazza, nel frattempo però c'è la piazza dello Zen che è prigioniera della burocrazia e quindi il progetto non si vedrà fino al 2024. Ci fermiamo qui e torniamo tra poco. Fra poco i quotidiani nazionali, state con noi, buongiorno Sicilia, a più tardi. Buongiorno Sicilia con Michele Cucuzza ed Emanuela Corsi, che continua con la rassegna stampa nazionale. Sì, partiamo dal Corriere della Sera, da quest'ultimo regalo che la BCE ha fatto agli italiani con il 10° rialzo dei tassi. Lagarde annuncia un nuovo ritocco al 4,5%, reazione positiva dei mercati, però c'è Giorgetti deluso e poi ci sono i timori chiaramente per la crescita. Intanto Meloni è da Orban: difendiamo famiglie, Dio e identità. Salvini invece: proteggeremo le frontiere. Parla anche Donzelli di Fratelli d'Italia, vediamo altre notizie sotto. Noi attaccati da chi occupava spazi di potere. Fotonotizia, cambiamo decisamente argomento perché c'è una soddisfazione per gli italiani che agli europei, il volley, agli europei l'Italia batte i francesi e conquista la finale. Gli azzurri si impongono per 3-0, domani ci sarà la finale appunto con la Polonia. Qui assisterà Mattarella vorrà vedere la partita. Bene, poi vediamo invece purtroppo le ultime tragedie sul lavoro, incidenti sul lavoro. In un giorno sono morti 5 lavoratori, scioperi e proteste. Queste sono le emergenze, i volti e le storie. Uno di questi lo conosciamo bene purtroppo ormai, Antonio Donato di 29 anni, appunto il ragazzo messinese che ha perso la vita. Masa, Adis e le altre, il filo del terrore in Iran. Un anno dopo il regime, le vittime. Un anno fa erano scoppiate le proteste in Iran dopo la morte di Masa Amini. Le donne per la prima volta sono scese tutte in piazza per protestare e dire no al regime. Si ritorna a parlare di questo argomento. Ma intanto andiamo a vedere queste notizie per nulla positive. La BCE porta i tassi al 4,5%, euro giù, mercati in rialzo. È il 10° aumento consecutivo. Lagarde dice: non so dire se è il picco, quindi potrebbe esserci anche peggio dopo, decisione a maggioranza. E invece c'è la delusione di Giorgetti, una scelta che pesa sulla crescita e poi ci sono i timori per il credito e la tassa sugli extra profitti. Ti faccio vedere una cosa: intanto i prestiti alle aziende, i tassi già sono oltre il 5%, erano all'1,31% un anno fa, quindi c'è stata un'impennata veramente non indifferente. Per quanto riguarda gli sbarchi siamo sempre all'interno del Corriere.
Corriere, dalla Tunisia il 360% di arrivi in più. Il picco che allarma il governo sono i dati del Viminale, la lettera di Borrell contro le intese singole con gli stati nordafricani. E in questa cartina il Corriere riassume quella che è la situazione, la fotografia. Quindi, allora, il paese dove ci sono più arrivi è ovviamente l'Italia, con 125.000, quasi 126.000 arrivi al momento. Poi c'è anche la Spagna, la Grecia, ma con numeri nettamente inferiori, e la Bulgaria. Ma dicevamo, i paesi di partenza sono, allargo un po', ecco, la Tunisia in primis con 85.000 migranti, e poi la Libia con 34.000 migranti. Le 10 nazionalità dichiarate dalle persone che arrivano appunto in Europa sono intanto la Guinea, partono quasi tutti dalla Guinea e dalla Costa d'Avorio, poi c'è anche la Tunisia, l'Egitto, il Bangladesh, Burkina Faso, Pakistan, Siria, Camerun e Mali. Queste sono le nazionalità di chi sbarca sulle nostre coste. E poi la tragedia, la giornata tragica per quanto riguarda le morti bianche. Dopo i 3 morti di Chieti, altre 5 vittime da Treviso al porto di Salerno, altre 5 vittime appunto del lavoro. Negli ultimi 2 giorni in totale sono 8, c'erano i 3 dell'esplosione della fabbrica a Chieti, 559 i morti invece dall'inizio dell'anno, quindi è un bilancio che si aggrava di giorno in giorno. Ogni giorno mentre facciamo la rassegna non facciamo altro che contare sempre più morti. Cambiamo quotidiano, andiamo a Repubblica di oggi. Anche qui i tassi, la morsa della BCE. Per tentare di frenare l'inflazione, la Banca Centrale Europea fa salire il costo del denaro al 4,5%, è il livello record. Il board dei governatori si spacca sul 10° rialzo consecutivo in poco più di un anno. In arrivo una stangata sui mutui, come abbiamo già visto. E poi c'è anche la benzina, la corsa pazza della benzina, che anche nei self-service supera i 2 euro. Vediamo sopra invece la Meloni, patto con Orban, insieme per difendere Dio. Qui la foto appunto tra i 2 leader politici. E poi invece per quanto riguarda i migranti vediamo allarme Frontex, più sbarchi e Salvini invoca le navi militari. Vediamo la Stampa di oggi. Il governo si spacca su Lampedusa, la Premier telefona a von der Leyen e dice Tunisi vuole i soldi europei, il Carroccio pretende la stretta sui minori. I soldi europei sarebbero l'accordo che era stato fatto tra la Meloni, von der Leyen e Rutte. Ricordiamo quest'estate erano andati appunto in Tunisia e avevano promesso quasi circa 1 miliardo di euro per bloccare gli sbarchi, le partenze e quindi la Meloni appunto dice alla von der Leyen adesso vogliono i soldi. Nel mirino il patto con Saied, appunto. La Lega, la linea di Palazzo Chigi ha fallito. Schlein, basta fondi ai dittatori. E poi il reportage nell'isola che scoppia, trattati come rifiuti, noi codardi di fronte ai tiranni. Intesa Meloni-Orban, difendiamo Dio, la patria e la famiglia. E poi vediamo altri 5 morti, il lavoro continua ad uccidere, strage del treno, la D invece di RFI, Sigifer fuori dai nostri cantieri, l'azienda, ribaltano le colpe, questo per quanto riguarda la strage di Brandizzo. Vediamo all'interno appunto la telefonata della Meloni a von der Leyen, Tunisi vuole i soldi dell'Europa, il memorandum sui migranti a pezzi, i timori della Premier, Saied ferma i controlli finché non arriveranno i finanziamenti promessi. Il Messaggero invece, la BCE non si ferma, tassi su, costo del denaro al 4,50%, mai così alto con l'euro, ma Lagarde apre allo stop ai rialzi. Urso, una mossa che non aiuta la ripresa e il governo va avanti sugli extra profitti.
C'è una notizia di cronaca a Torbella, spari in strada, ucciso un pregiudicato, agguato in pieno giorno, la vittima era su un SUV, ferita anche la sua fidanzata, la pista sarebbe quella passionale. A Roma Torbella vuol dire Torbella Monica, il quartiere della periferia di Roma. Ok, e poi vediamo questa fotonotizia, c'è Totti che lancia un segnale a Mourinho, Roma torno presto, l'ex capitano, penso che Osè mi voglia, Lukaku decisivo. Vediamo anche qui migranti, piantedosi all'Unione Europea, più rimpatri dalla Tunisia, niente fondi, tensione con Sayed. Vediamo se abbiamo ancora del tempo, andiamo avanti con il giornale e qui il titolo è Le prove del tradimento, emergenza immigrazione. L'eurosinistra del commissario Borrell ha boicottato il pagamento degli aiuti a Tunisi e sabotato l'accordo che fermava le partenze. Mentre invece Libero non parla di migranti ma parla sempre dei fannulloni del reddito che Che dice erano davvero fannulloni perché su 190.000 persone rimaste senza assegno soltanto 55.000 frequentano i corsi di avviamento al lavoro e chi si iscrive incassa 350 euro al mese. Quindi, hai capito? Quindi c'è la prova. C'è la prova. Vediamo il secolo XIX, migranti, la Lega sfida Meloni, questo è un altro punto, ci sono tensioni all'interno della maggioranza sulla questione migranti. La Premier sotto attacco chiama von der Leyen, Tunisi vuole i soldi dall'Europa, Schlein basta fondi ai dittatori, falliti il patto con Sayed e la strategia di Palazzo Chigi. Salvini intanto chiede una stretta sui minori. Bene, ci fermiamo qui anche per la rassegna stampa nazionale, fra poco gli argomenti che affronteremo, parleremo subito di sport, preparatevi perché c'è da mettersi in forma con l'indice di sportività, vogliamo sapere bene che significa. State con noi, buongiorno Sicilia. Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì con tempo ancora a tratti instabile sulle regioni settentrionali al mattino. Nella seconda parte del giorno tempo in parziale miglioramento. Nelle ore pomeridiane qualche possibile fenomeno potrà interessare anche le regioni del centro. Al sud invece il sole prevalente, infatti sulla Sicilia ampi spazi soleggiati, solo qualche velatura in transito, la ventilazione debole o regime di brezza lungo le zone costiere con mari calmi o poco mossi. Le temperature non subiranno particolari variazioni, valori massimi che si aggireranno intorno ai 30-31 gradi. Nel corso della giornata di sabato ancora ampi spazi di cielo sereno, qualche velatura in transito ma senza precipitazioni, la ventilazione ancora debole o regime di brezza lungo le zone costiere con mari prevalentemente calmi. Le temperature non subiranno particolari variazioni, picchi massimi infatti che si aggireranno sempre intorno ai 31-32 gradi. Ulteriori dettagli vi attendono come sempre sull'app di Trebi Meteo. Una cosa sola, vediamo, il nostro ospite ci deve dire un solo incarico, lui è Enzo Falzone ed è delegato provinciale del CONI Italia, però è molte altre cose, solo che la trasmissione è breve, se glielo dico tutte le sue cariche finisce il programma. Glielo dicevo soltanto se dobbiamo ragionare sull'indice sportività della Sicilia o su Catania, questo è l'unico ragionamento, quindi in base a questo. Adesso lo vediamo. Fabio Pagliara, presidente della Fondazione Sport City, c'è in collegamento Fabio Pagliara? Buongiorno, benvenuto. Allora, Sport City Day, che qua parliamo tutti inglese per dire che è il giorno dello sport, è domenica 17, sarà in 140 città, comprese le città siciliane. Ma cominciamo con il nostro amico Falzone. Che cos'è l'indice di sportività e a che punto siamo come città siciliane? Sì, è uscito dal Sole 24 Ore questi indici che ovviamente è fatto in una certa maniera in cui noi paghiamo come Sicilia, paghiamo la diversità rispetto al nord, da Roma in su. Ovviamente come paghiamo nelle strutture sanitarie, come paghiamo nelle scuole, nelle strutture scolastiche, li paghiamo anche nello sport. No, non ci faccia deprimere di prima mattina, perché poi non è vero, abbiamo... voi stessi ci segnalate
incrementato molto altre cose come la praticabilità Perfetto, sportiva. bene, Lei? sì, arrivavo a questo. Poi abbiamo gli aspetti positivi. Gli aspetti positivi di questo indice di sportività sta in alcuni aspetti che stiamo migliorando, che è la praticabilità sportiva, che sono l'eventistica sportiva, che è la formazione sullo sport ed è gli investimenti che si stanno facendo sullo sport. Su tutta la Sicilia, se facciamo soltanto questa classifica, saremo, non dico i primi, ma messi molto bene. In particolare a Catania, in cui stanno sorgendo vari impianti sportivi, sia di palazzetti, ma anche di campi sportivi, ma soprattutto delle piazze con attrezzi sportivi che potrebbero essere molto interessanti. Certo. Perché è importante l'impianto sportivo? Non ci sfuggirà che non potremmo fare la 1 di pallavolo se non avevamo un Pala Catania splendido e rimesso a nuoto. Non potremmo tentare di vincere lo scudetto con la Meta Catania se non avessimo un impianto che ospiti 4.000 spettatori. Abbiamo ripreso il campo scuola da qualche giorno che ci permetterà e ci consentirà di fare belle cose sull'atletica leggera. Abbiamo 2 squadre di Serie A di hockey su Prato, ma abbiamo un bellissimo impianto di hockey su Prato risistemato 2 anni fa. È chiaro che siamo quasi capitali d'Italia perché abbiamo gli impianti. E allora quindi cos'è l'impianto che non va? fondamentale. Cos'è che non va? Non va questa, ovviamente siamo, se le vede la classifica finale, siamo sempre agli ultimi posti. Siamo agli ultimi posti per un ragionamento di C'è un po' di musica anche che ci accompagna, che non guasta, prego. di struttura, siamo in difficoltà di struttura, ma è quella che piano piano cercheremo di migliorare col tempo ed cercando di essere sempre diciamo sulle spine, essere sempre di pressione alle autorità politiche. Un intervento che andrebbe fatto da parte del governo siciliano è quello di incrementare per esempio contributi per l'impiantistica sportiva o per la ristrutturazione o per la nuova E costruzione. non è vero quindi che i ragazzi vogliono solo giocare a pallone? No, non risulta in nessun posto. Oh, anche se non c'è niente di male. No, non c'è nulla di male, ci ma i mancherebbe. ragazzi vanno dove c'è la proposta di attività sportiva. Ripeto, da 2 anni il campo di hockey è pieno di ragazzini che fanno hockey, che non è proprio quello Dove più si popolare trova? d'Italia. Ricordiamolo, così si- Via Nuova Lucello. Oh, che così ci voglio andare anch'io a fare un po' Certamente. di hockey. Allora, sentiamo per un momento Fabio Pagliara che pazientemente è stato ad ascoltarci, ci deve illustrare di che cosa ci aspetta per questo Sport City Day di domenica 17. Sì, volevo soltanto fare un'aggiunta al ragionamento interessantissimo fatto dall'amico Falzone, che credo sia utile per capire anche meglio quello che sta accadendo. Noi mettiamo dentro la parola sport tutto, quindi mettiamo dentro il calcio Catania, ma io che faccio 10.000 passi al giorno. L'indice del Sole 24 Ore credo che faccia un ragionamento molto finalizzato alla parte appunto strutturale e meno allo sport destrutturato, quello del benessere, degli oratori laici, delle città, di quello che il Santo Padre dice quando dice facciamo lo sport è una diciamo, meravigliosa attività di socializzazione. Bene, da questo punto di vista credo che l'indice nasce con, diciamo, mettendo insieme le mele e le pere, quindi da questo punto di vista penalizza realtà come Catania, altre realtà meridionali dove si è fatto molto nell'impiantistica diffusa, riportandoci su dati magari di tesseramenti federali e altro. Quindi va fatto un ragionamento, quello che con Mauro Berruto definiamo la cultura del movimento, e quindi decidere e studiare quando si parla di sport in un modo, e purtroppo Catania magari risulterebbe agli ultimi posti, ma quando si parla in questo momento di pratica diffusa con gli interventi straordinari ed eccellenti che sta facendo l'amministrazione, insomma parliamo di una delle best practice nazionali ed europee, quindi credo che sia questo l'aspetto. Veniamo Poi a domenica allora. Sì, e noi a domenica in 140 città italiane e in circa, con anche la collaborazione di circa un centinaio di ASL, andiamo a fare cura del movimento, appunto pratica fisica. Come si fare chiama? sport, Cultura del movimento, giusto? cultura del movimento.
perché è il diritto allo sport. Noi festeggeremo un po' in anteprima il fatto che poi martedì prossimo, se Dio vuole, in Parlamento ci sarà l'entrata dello sport in Costituzione. Non è un fatto simbolico, è il diritto di fare sport, è il diritto di fare attività, perché lo sport fa bene, rende Va bene, ma cittadini. che cosa succede? Ci racconti un po', cosa ci aspetta? A Catania, per esempio, a Parco Vulcania a Librino ci sarà della pratica diffusa, più di una trentina di discipline sportive, dove sia ragazzi giovani che i meno giovani possono non soltanto fare sport, ma riappropriarsi degli spazi, perché lo sport, le città diventano nuove palestre, e quindi da questo punto di vista è un concetto diverso di vivere l'attività fisica. Questo avviene in 140 città. Saranno circa 300.000 gli italiani che scenderanno in piazza con una diretta streaming per lanciare un progetto e un'idea condivisa con il ministro Abodi e con il presidente del CONI Managò e con il presidente Mezzaroma di Sport e Salute, per lanciare una idea. Fare sport fa bene, rende felice ed è necessario, perché dal punto di vista poi del servizio nazionale, della parte sociale, come ci sta insegnando Caivani in questo periodo, diventa determinante per il futuro del nostro paese. Quindi domenica tutta l'Italia una palestra a cielo aperto, bellissimo. Le scuole come si comportano rispetto allo sport e all'attività fisica per i giovani? Le scuole potrebbero fare di più, però noi ci accontentiamo del bicchiere mezzo pieno. Lo vedete a mezzo pieno. Bene. Quindi c'è un'attività importante, e sempre secondo le classifiche del Sole 24 Ore siamo messi abbastanza bene sulla formazione, grazie alle nostre università e ai nostri licei sportivi. Poi da quando sia in quarta che in quinta, le vecchie quarta e quinta elementare hanno anche l'insegnante di educazione fisica, ci aiuta molto sulla motricità dell'alunno. Poi ci sono sia il CONI che Sport e Salute fa dei progetti per mandare professori di educazione fisica, vecchia educazione fisica, adesso scienze motorie, quindi l'attività scolastica va bene. Ovviamente, io lo devo sempre dire, abbiamo almeno il 50% che è delle scuole catanesi, per esempio, comunque siciliane, che non sono ancora provviste di palestre, e quindi si fanno attività sportive in posti di fortuna. Noi abbiamo la fortuna che siamo sempre state, quindi riusciamo sempre all'aria aperta, alla palestra, e questa nostra bella palestra all'aperto, nel nostro clima, certo, ce lo consente. Ce lo possiamo permettere. Facciamo arrabbiare un po' le città siciliane. Che cosa c'ha Enna per cui è meglio di tutte le altre? È prima in classifica della formazione dello sport, niente meno. Quello aiuta molto la Core di Enna, che è l'università importante, quindi in una proporzione, per come hanno fatto i risultati, in una proporzione abitanti università diventa importante, quindi fa slittare Enna al primo posto, ma in realtà poi nella classifica generale la fa andare attorno al centesimo posto, che noi abbiamo questo problema in Sicilia, ci mancherebbe altro, di Agrigento, Caltanissetta, Enna, che sono zone che pagano sia la posizione geografica e forse anche interventi più poveri, mentre sempre in queste classifiche, bene o male, le città metropolitane in qualche modo si salvano su alcuni aspetti. È normale che Palermo, che non ha un palazzetto dello sport, cioè una grande città che non ha un palazzetto dello sport, che fino a qualche giorno fa si chiederebbe lo scandalo, ma non succede nulla. Non succede nulla. Ovviamente negli sport di squadra paga una posizione importante, perché non può fare pallavolo ad alti livelli, non può fare pallacanestro ad alti livelli, non può fare pallamano ad alti livelli. Catania abbiamo già detto, Messina... Messina anche va abbastanza bene, è in classifica discreta, al di là di disparità di classifica. L'unica cosa che mi permette di poter dire su Catania è l'intuizione dell'assessore, dell'amministrazione, dell'assessore Parisi, perché noi abbiamo due problemi. Il problema di strutturare l'impianto, della ristrutturazione degli impianti, e il problema di gestione degli impianti. Per rifare gli impianti, la genialità dell'assessore Parisi, da noi anche spinta e consigliata, è stato quello di far assumere
i tecnici che poi potevano spendere i soldi che di fatto ci sono. Il problema è che molti posti in Sicilia non si possono spendere perché non ci sono i tecnici che riescono a spendere le risorse. L'altro problema è la gestione degli impianti sportivi, perché purtroppo oggi la cosa pubblica non riesce sempre a essere pronta alla gestione degli impianti. L'abbiamo visto anche con PNRR. Per chiudere vorrei sentire ancora Pagliara. Allora, una famiglia tradizionale, classica, domenica, cosa potrà fare in questa giornata dello sport? Potrà farsi una bella passeggiata, scendere in piazza a piedi o in bicicletta, quindi con la mobilità giusta, e riappropriarsi di uno spazio sapendo che in quello spazio si potrà fare attività anche negli altri giorni. Quindi in realtà dedicherà un giorno al benessere, riprendendo non soltanto a fare attività fisica, ma anche proprio a creare quel concetto di comunità che necessita. In un momento digitale noi diciamo che dobbiamo essere digitali, quindi la comunità, la community verrà sostituita per un giorno, ma in maniera più duratura, dalla comunità, che è una comunità fatta di valori, che è fatta di passione, ma è fatta anche di star bene. Quindi lanciamo un'idea che è quella di, diciamo, star bene. Teniamo conto non soltanto dal punto di vista fisico, ma il problema dei NEET, della depressione, tutto quello che accade post-Covid. Lo sport è la medicina dei sani. Insomma, da questo punto di vista non lo dico io, lo dicono ovviamente autorità, e quindi questo è l'inizio di un percorso, quella che noi chiamiamo rivoluzione dolce, che sicuramente sta andando perché è quello che la gente e i cittadini chiedono. Bene, benissimo, come dire, domenica si ricomincia o si comincia e poi si va avanti, si ha l'auspicio tutto l'anno. Grazie per le vostre informazioni, i vostri suggerimenti, gli spunti che ci date. Speriamo la prossima volta di incontrarci con un indice di sportività almeno un pochino migliore, e sicuramente domenica sarà una bellissima giornata, come giornata dedicata allo sport in città. State ancora con noi, parleremo di altri argomenti. Adesso in particolare vorremmo ricordare fra poco la figura di Don Puglisi. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, adesso vogliamo ricordare Don Puglisi a 30 anni dal brutale assassinio di Cosa Nostra. Lo facciamo in collegamento con Palermo, c'è il nostro Marco Gullà. Ciao Marco, e con lui c'è Maurizio Artale, che è presidente del Centro Padre Nostro, fondato appunto da Don Puglisi nel 91. Buongiorno a entrambi, a voi la parola, prego. Buongiorno Michele, l'abbiamo proprio qui, insomma, un bel quadro che raffigura a 3P, come veniva chiamato Padre Puglisi, che è stato ucciso il 15 settembre del 93 in piazza Anita a Garibaldi. Io sono qui, come hai detto bene tu, con il presidente del Centro Padre Nostro, fondato proprio da Padre Puglisi. Ieri fiaccolata, tantissimi presenti, oltre 500 persone, Maurizio, ieri presenti proprio da piazza Anita Garibaldi. Sì, più di 500 persone che hanno sentito, ecco, il bisogno di manifestare, come dire, fattivamente con la loro adesione alla scelta di vivere alla maniera di Padre Puglisi. Quindi ogni anno vediamo una presenza sempre maggiore. Poi quest'anno è il centennale, quindi c'è stata un'adesione ancora più forte. Un'adesione più forte, e tante persone, insomma, anche di Brancaccio sono venute appunto alla fiaccolata. La domanda appunto che probabilmente il primo apporterà io, ma poi sicuramente nel corso degli altri collegamenti, dirette, oggi ne hai tantissime in lista, te la faranno, dico, cosa è cambiato da qui a 30 anni? Ma è cambiato tantissimo, Brancaccio non è più quella di 30 anni fa, tutti quei sogni che Puglisi aveva di realizzare, il centro in questi 30 anni li ha realizzati tutti. Certo, si potevano realizzare forse in un quarto del tempo che abbiamo impiegato, però dobbiamo dire che alla fine ci siamo riusciti. Ogni tanto magari quando succedono quegli atti intimidatori, le minacce di morte, ogni tanto tu ti fermi, pensi, però poi alla fine ti chiedi, ma in fin dei conti tutto quello che abbiamo progettato, messo in cantiere, l'abbiamo realizzato. Quindi possiamo dire grazie a Padre Puglisi, che ci ha ispirato, ci ha dato la direzione. Non è stato facile, però non possiamo dire che a Brancaccio non è cambiato nulla, e lo vedi trascorrendo il tempo a Brancaccio e percorrendo le vie di Brancaccio, perché il vecchio mulino del sale, che oggi è il centro aggregativo per gli anziani e anche un centro antiviolenza,
ha un significato particolare. Avere bonificato una discarica di 7.000 metri quadrati dove oggi sorge il centro polivalente sportivo, il Torrino è una torre del 1600 che il 22 settembre avrà alla luce un centro aggregativo. L'auditorium purtroppo è una pecca che l'amministrazione comunale sta cercando di rimediare, perché è il luogo dove Puglisi ha celebrato la sua ultima messa, e da quando il centro non lo gestisce più, ecco, sono 2 anni che è abbandonato. Allora le cose si fanno, sono state realizzate, però il nostro compito è quello di essere pungolo, ecco, a livello istituzionale, perché purtroppo nulla ti regala niente, ci deve essere l'impegno. Puglisi ha portato il suo impegno fino a farsi uccidere, quindi per noi diventa poca cosa, in esempio a Padre Puglisi, c'è stare sempre sul pezzo. Quello che ci ha premiato è stare 30 anni nel territorio, vicino alla gente, e percepire quali sono le loro esigenze. Marco, se sei d'accordo farei una domanda al Presidente Artale, ricordando che oggi alle 18 nella cattedrale di Palermo ci sarà una celebrazione con il Presidente della CEI, il Cardinale Zuppi, e l'Arcivescovo di Palermo, Cardinale Lorefice. La domanda è questa: abbiamo letto con sconcerto ieri nel rapporto semestrale della DIA, la Direzione Investigativa Antimafia, che Cosa Nostra, malgrado le porcherie che ha fatto, compreso l'omicidio di Don Puglisi, le stragi, le cose eccetera, adesso continua ad avere attrattività, cioè essere ancora attrattiva presso i giovani. Come è possibile? Come se lo spiega una cosa del genere? Non parlo di Brancaccio, naturalmente, dove mi complimento e non possiamo non essere felici di tutte le cose che avete realizzato e che continuate a realizzare. Parliamo in generale. In generale purtroppo l'appeal della mafia ha quell'attrazione, perché i ragazzi che non sono più abituati né all'impegno morale né all'impegno sociale e né in quello civico, perché anche una cattiva, come dire, un cattivo esempio da parte della mala politica, gli danno i facili guadagni. Quindi un ragazzo che basta che faccia la sentinella all'angolo di un quartiere per vedere se arriva la polizia o meno e gli danno 500 euro al mese senza fare nulla, questo significa che per loro dice senza faticare. Sono tanti fattori, ecco, non c'è un fattore determinante, però perché Puglisi, Falcone, Borsellino, Chinnici e tutti quelli che noi sappiamo non riescono ad essere attrattivi? Perché purtroppo spesse volte vengono semplicemente come dire, cristallizzati nelle commemorazioni. Quindi sappiamo la cadenza delle commemorazioni, si va là a fare la rappresentanza, e invece bisogna lavorare tutti i giorni cercando di diffondere i pensieri di queste persone. A Brancaccio aver avuto la presenza del centro che Puglisi stesso aveva fondato non è stata cosa da poco, perché c'era sempre una presenza. Quindi avere i detenuti in esecuzione penale esterno che possono rivolgersi al centro per scontare la loro pena, e tutti quelli di Brancaccio hanno un servizio in più. Abbiamo però insegnato loro che ci possono essere servizi che vanno oltre alla territorialità. Abbiamo un progetto che si chiama La Casa del Figliol Prodigo, dove accogliamo i detenuti extracomunitari che non potrebbero godere neanche di un'ora di permesso premio. E allora abbiamo dato la possibilità a loro. Quindi questa è una bellissima risposta che ci ha dato, veramente. E la gente queste cose le percepisce. Che cos'è che non può vedere un giornalista che va in giro? Il fatto che magari c'è quella famiglia che questo mese suo marito ha lavorato e mi dice: Maurizio, la spesa non me la dare, dalla un'altra perché io questo mese ce la posso fare. O le mamme che vengono e lasciano i loro bambini e dire: senti, pigliatela al centro, non gli fare fare la stessa fine di mio marito. Questi Marco. sono cambiamenti culturali. Ce ne sono stati tanti di episodi così. Certo che ce ne sono stati tanti, come per esempio all'inizio, mi ricordo quando abbiamo fatto una colonia e ci siamo fatti prestare i pullman dei carabinieri, i genitori si sono portati i bambini perché dice: mio figlio nel pullman degli sbirri non ci entra. Ecco, 2 anni fa, già da 2 anni con il generale Teoluzzi ci mette a disposizione le scuole dei sottufficiali di Firenze e di Roma, dove noi portiamo i bambini di Brancaccio, dello Zen e di Falsomiele, e i genitori ce li spingono sopra i pullman, quindi tanto è cambiato. Questo è sicuramente già un segnale importante, perché appunto fino a 10 anni fa, 15 anni fa, quando appunto anche il bambino, probabilmente indirizzato dalle famiglie, vedeva, sai, un'auto della polizia o dei carabinieri,
un po', tra virgolette, era quasi contrario al passaggio. Invece adesso è cambiato, appunto, già questo è un segnale che qualcosa è cambiato in maniera abbastanza radicale. Ma infatti paradossalmente, perché io capisco che ci sono quelle indagini che sicuramente avranno un fondamento e un valore, però è pur vero che noi quando abbiamo passato nelle scuole a fare alcune domande, quando ci sono stati purtroppo quei fatti molto cruenti della violenza a quella ragazza di 19 anni, i bambini, quando gli abbiamo chiesto tu che cosa faresti, il bambino ha detto io chiamo la polizia. Allora finalmente si comincia a capire che la polizia e i carabinieri non sono la controparte, ma sono quelli che ti aiutano nella legalità a mantenere, ecco, uno stato di civiltà nel tuo quartiere. Mentre prima questo che lo faceva? La mafia. Tu ti rivolgevi al mafioso per qualsiasi cosa, per dirimere qualsiasi controversia, ma qual era il prezzo? Allora Puglisi questo l'ha intuito già nel 92 quando scrisse quella lettera ai detenuti del Luciardone. Il 24 di dicembre lui scrive una lettera ai detenuti e gli dice: noi sappiamo che state soffrendo per la lontananza dei vostri cari, però sappiate che se voi volete noi possiamo venirvi a trovare in carcere. E se uscite dal carcere, quando uscirete, potete venire e sarete accolti al centro di accoglienza Padre Nostro. Allora lui gli sta offrendo un'altra possibilità, un'alternativa, cosa che prima di Puglisi non c'era. Ecco, fortunatamente questa alternativa dura ancora oggi. Noi abbiamo assunto più di 5 detenuti, abbiamo circa 20 detenuti in esecuzione penale esterna e ogni anno con quel progetto, appunto la Casa del Figlio Prodigo, accogliamo più di 200 detenuti che vengono e passano da noi. Quindi questa è la mentalità che si deve fare veicolare a questi giovani. Ma significa farli partecipare alle attività. La ringraziamo molto perché con l'esempio che ci ha dato, per la sua generosità, il vostro impegno, ci fa capire moltissimo anche del significato negativo che metteva in evidenza la relazione della DIA. Effettivamente quello che lei ha detto è molto importante. Io vi ringrazio, ricordo ancora la celebrazione della cattedrale alle 18 a Palermo e stasera alle 21 il discepolo di Lia Cerrito sul sagrato della cattedrale. Grazie ancora. Grazie a voi. E complimenti davvero di cuore per quello che fate, in particolare Maurizio Artale che è presidente del centro Padre Nostro. Facciamo una pausa e dopodiché passeremo ad altro. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, torniamo a parlare del Bellini Context, lo facciamo con la project manager, cioè che ha organizzato un po' tutto, Gianna Fratta, anzi cavaliere Gianna Fratta, è vero, complimenti anche per questo. Tra l'altro, scherzando, a parte le battute, è direttrice d'orchestra importantissima, di solito uno nella nostra mentalità maschilista non siamo abituati che il direttore d'orchestra di solito è un uomo, invece lei ha un'esperienza vastissima, è vero? Sì, ma oramai sempre più donne per fortuna si dedicano alla direzione d'orchestra, anche perché non è un mestiere di appannaggio maschile, no? Essendo intellettuale, quindi bene, siamo contente, siamo in tante e siamo brave. Sì, no, non c'è il minimo dubbio. Allora, il Bellini Context è cominciato il 6, va avanti fino all'8 ottobre, ci vuole annunciare qualcosa di come dire, più succulento? Ci sono opere bellissime in arrivo, ma sì, lascio a lei la parola. Tante manifestazioni ovviamente intitolate a Bellini, perché Bellini è stato un grandissimo compositore ed è e continua ad essere un po' un brand identitario di questa regione. Il Bellini Context si propone in qualche modo di valorizzare e continuare a valorizzare le sue opere, ma anche renderle moderne attraverso tantissime produzioni nuove. Circa 30 iniziative sono iniziate, come lei diceva, l'8 di settembre, andiamo avanti fino al 6 di ottobre. Opere Norma ai Puritani, rispettivamente a Messina e a Catania. Cioè i Puritani saranno a Catania? A Catania e Norma a Messina, al Teatro Vittorio Emanuele. Questa sera alla Villa Bellini un grandissimo tenore, José Cura, con un soprano, Maria Tomassi, con un repertorio molto bello che da Bellini poi
spazia anche ad altri compositori con l'Orchestra Sinfonica Siciliana. Tanta musica da camera, gli aperitivi, molti incontri culturali, per esempio il ciclo Un Bellini s'il vous plaît che si fa tutti i giovedì sera, sono iniziati proprio ieri e vanno avanti anche il 21, il 28 e il 5 di ottobre al Teatro San Giorgio alle 19, in cui si parla di Bellini, si ascoltano spettacoli e alla fine c'è un momento anche conviviale di aperitivo in cui con il pubblico si possono scambiare opinioni. Quindi una kermesse molto bella perché molto variegata e credo aperta anche a tanti giovani, perché ci sono spettacoli non solo così classici ma anche produzioni nuove che coinvolgono oltretutto tutte le realtà culturali e formative e musicali di questa regione, perché è un progetto a titolarità regionale, però con il Teatro Massimo Bellini di Catania, col Teatro Massimo di Palermo, con la Foss di Palermo, Teatro Vittorio Emanuele di Messina, le università, i conservatori di Messina e di Catania, insomma veramente un grande partenariato e una grande rete pro Bellini. Ma poi lei già l'ha accennato, c'è drammaturgia, teatro, mostre, incontri culturali, tavole rotonde, che bello, è sì, un multidisciplinare. di iniziative. Sì, è un format multidisciplinare proprio perché vogliamo creare attorno al Bellini, da cui il titolo Context, cioè un contesto culturale intorno alla figura di Bellini, per evitare di proporre sempre solo le sue opere, che sono certamente delle pietre miliari fatte in tutto il mondo, ma proprio per creare in qualche modo intorno alla figura di Bellini anche la possibilità appunto di identificare questa regione con lui, il che vuol dire fare incontri, manifestazioni, aperitivi, arrivare a quello che si fa anche nei grandi festival europei, no? Quando si va a Salisburgo al Festival Mozart, uno va al bar e c'ha le bustine di zucchero con scritto Mozart e i titoli delle opere, va nella pasticceria e trova le palle di Mozart e i cioccolatini. Si potrebbe arrivare, penso che l'obiettivo della regione sia questo, cioè legare strettamente Bellini alla regione Sicilia al di là del progetto musicale in senso stretto. Coinvolgendo anche i giovani, e come va lì? Perché, sì. Coinvolgendo i giovani, le realtà formative della Sicilia, perché è vero che ci sono grandissimi solisti e direttori coinvolti. Jessica Pratt il 9 di settembre, stasera José Cura, il cast dei Puritani è importantissimo, la regia è di Chiara Muti, la stessa cosa potremmo dire per Norma. Quindi grandi solisti, grandi direttori, però chiamati a confrontarsi in qualche modo con le realtà e con le maestranze siciliane, orchestre, cori, tecnici, macchinisti, ma soprattutto i conservatori di musica, perché il Conservatorio di Catania e il Conservatorio di Messina hanno una parte molto importante in questa manifestazione. È stata una volontà, sì, è proprio una volontà dell'assessore Amata, che ha voluto veramente mettere in relazione e che ha ereditato questo format oramai nato 3 anni fa nel precedente governo, andare avanti in questa linea e anche valorizzarla, implementarla ulteriormente per dare la possibilità ai giovanissimi che studiano musica, studiano l'opera qui in Sicilia di confrontarsi comunque con i grandi nomi internazionali. Maestro, come la devo chiamare? Maestro. Come vuole, maestro, maestra, direttore, direttrice, come si trova meglio. Ci parla un attimo di sé, come ha fatto a diventare così importante? Cioè, com'è nata la sua... Perché non ho pensato di diventare importante, ho pensato di diventare brava e quindi poi quando il merito... Lei era appassionata di musica, quella che noi chiamiamo musica classica, delle opere? Sì, io studiavo pianoforte quando ero piccola, come capita a tanti bambini, e poi la prima volta che ho sentito un'orchestra sono stata molto colpita, ho pensato che era bello quel posto in cui si trovava il direttore, perché era proprio là in mezzo a tutti. Però non sapevo fosse a 9 anni, quando l'ho deciso, non hai l'idea che è un mestiere da uomo, e per fortuna. Quindi l'ha perché deciso a non 9 anni, cioè, io diventerò... Sì. Che bello! Sì. E poi ho fatto poi gli studi. Aspetta, io sbaglio qua, il Berliner Symphoniker, l'Opera di Roma, il Petruzzelli di Bari, la Fondazione Toscanini di Parma, e poi ancora la Royal Academy di Londra, Russian Symphony Orchestra, e così via. Ma sì, per fortuna noi abbiamo un grande vantaggio, chi fa la musica classica, che è un linguaggio condiviso in tutto il mondo, quindi vai a fare Puccini a
Seul, a Tokyo, a Buenos Aires, a Pretoria, a New York e dovunque si fanno queste opere. È la globalizzazione ante litteram, Sì, ante cioè prima litteram. ancora che ci pensassimo. Per chiudere un pensiero su Bellini, perché è così importante? Perché è stato il creatore di una melodia assoluta, cioè colui che nella semplicità, veramente a volte delle armonie e degli accompagnamenti, ha saputo creare melodie che non dimenticheremo. Ne cito una per tutti perché tutti la conoscono, Casta Diva, cioè un'aria come Casta Diva non si può dimenticare, e nessuno che frequenti la musica può non apprezzare, non godere di questo messaggio eterno, non solo messaggio testuale ma proprio messaggio musicale. Non morirà mai Bellini, finché ci sarà un essere umano su questo pianeta, una melodia di Bellini ci sarà. Malgrado sia morto molto giovane, giovanissimo, aveva poco più di 30 anni, vero? Sì. Mamma mia. Eppure molto prolifico. Sì, fantastico. Un appuntamento da non perdere nelle prossime ore? Nelle prossime ore, questa sera a Villa Bellini, José Cura, Maria Tomassi, Orchestra Sinfonica Siciliana, Federico Santi direttore, excursus da Bellini fino a tanti altri compositori, c'è Puccini, c'è Giordano, ce ne sono tanti. Appuntamento a questa sera. Bellissimo, grazie Gianna Fratta per essere stato con noi. Viva il Bellini Context, state con noi, abbiamo ancora altro di cui parlare. E adesso ci vediamo l'anticipazione di una nuova serie della nostra rete che riguarda un classico anche della televisione e poi anche della cultura e della letteratura, Sherlock Holmes, ma quello storico, guardate. I classici del giallo, in esclusiva i celebri film Le avventure di Sherlock Holmes con Basil Rathbone. Naturalmente, in prima serata. Da domenica 10 settembre, Antenna Sicilia. Profuma di giallo. In tutta la mia vita ho incontrato un solo uomo che possa essere definito un vero genio del male. Il professor Moriarty. Ritenete l'imputato colpevole o non colpevole di omicidio volontario? Per l'evidenza delle prove non possiamo che giudicare l'imputato non colpevole. Continua agitazione, la sua costante lotta contro la noia. Il nuovo Holmes, sempre Holmes, e fino alla fine. Il vero crimine lo scoprirete domenica alle 21:30 con Sherlock Holmes su questa rete. Allora, adesso invece andiamo a vedere le stelle con Marco Amato, vediamo a che punto è il caffè. Ciao Marco, buona giornata. Ecco. Tutta la Sicilia. No, le prime parole le abbiamo perdute, ripeti la battuta che doveva essere carina, ho visto il labiale. Il caffè è salito, l'aroma si spande, buongiorno a tutta la Sicilia. Ah, vedi, era splendida, cioè ho visto giusto. Che dicono le stelle oggi? E beh, ci portano un bel augurio, caro Michele, perché oggi il Sole si congiunge alla Luna in Vergine, il che significa che la Luna si bagna di luce nuova e che quindi accade quel fenomeno che viene comunemente chiamato luna nuova, ovvero la fase calante è terminata e la Luna rinizia un nuovo ciclo. Questo a livello simbolico, nel linguaggio astrologico, vuole rappresentare una rinascita, una ripartenza, ma non è l'unico evento della giornata di oggi, perché Mercurio, dopo 3 settimane di moto retrogrado, finalmente torna a essere diretto, quindi si risveglia un altro pianeta. Accade tutto nel cielo della Vergine, segno che rappresenta la precisione, l'ordine, la meticolosità. Quindi cosa accade per i 12? Vediamo insieme. Ebbene, questa luna nuova in Vergine chiaramente porta tanta positività ai segni di terra, la porta al Toro, alla Vergine e al Capricorno. Al Toro facendo ripartire la sua capacità diplomatica e aiutandola a riprendere dei rapporti anche commercialmente molto interessanti. La Vergine riparte un po' su tutto, sia a livello interiore sia nelle soluzioni lavorative, pratiche ed economiche. Capricorno
sempre molto organizzato, segno del lavoro, sempre molto interessato ai progetti, ma con una vena di romanticità inusitata che lo rende tra i più affascinanti dello zodiaco. Andiamo adesso ai segni di fuoco, gli Ariete, il Leone e Sagittario. Per gli Ariete è un'operazione che passa quasi in sordina, anche perché gli Ariete hanno già deciso di ripartire comunque da soli. Questa comunque configurazione li aiuterà di nuovo a capire le ragioni del partner, mentre invece il Leone gode di una prospettiva pratica, di un senso proprio un po' più oggettivo e anche economicamente inteso, mentre invece il Sagittario riparte con delle relazioni che aveva un po' lasciato per strada e le passioni tornano a essere di nuovo sovrane, mentre invece i segni d'aria, Gemelli, Bilancia e Acquario, godono di un Mercurio che di nuovo si riattiva, seppure per alcuni di loro non li tocca direttamente. I Gemelli però, dopo aver riordinato e riorganizzato il lavoro, si dedicano alle mondanità, Gemelli segno della comunicazione, quindi via i più simpatici dello zodiaco, Bilancia che riflette un po' sulle sue dolcezze del passato, su qualche ex, su qualcuno che ritorna e sugli amori da rivivere. Acquario, una fucina di idee che scaturiranno nei prossimi giorni in maniera copiosa. Gli Acqua, Cancro, Scorpione e Pesci invece avranno sicuramente il Cancro una voglia di stare più in casa e di riposarsi, proprio perché deve riprendere un po' più le fila del rapporto di coppia, mentre lo Scorpione finalmente ha aria di novità, felicità, inizia un nuovo lavoro, un nuovo incarico, una nuova dialettica, una nuova comunicazione. Pesci, quando la Luna è in opposizione avete chiaro l'obiettivo, quindi i dolcissimi pesci si riprendono tutta la problematicità risolvendola e trionfano in amore finalmente. Auguri a tutto lo zodiaco e buon weekend. Grazie, buon weekend anche a te, viva Marco Amato, buon caffè. Allora, noi, qualche notizia ce l'hai? Te la posso dare velocemente, gossip, Ferragnez, amore al veleno. Che sì, succede? Ancora quella storia del bacio a Rosa Chemical, a quanto pare la Ferragni non lo ha perdonato per niente e dice gli avevo chiesto di essere lì per me al Festival di Sanremo senza fare niente che potesse agitarmi, lui mi ha detto di sì e poi non è stato così, ero arrabbiata, triste e delusa, come si è giustificato lui. Non ero in bolla, ero totalmente fuori di me, non sono un facilitatore di tranquillità, ho rovinato una delle esperienze più importanti della carriera di Chiara. Diciamo che lui chiede ancora scusa per quel siparietto con Rosa Chemical che a quanto pare... Vedremo la prossima volta gli sviluppi. Adesso intanto andiamo indietro nel tempo, il 15 settembre di molti anni fa. Questo qua che vedete fra un momento è il lenzuolo che ha fatto discutere di più nella storia dell'umanità, l'avete già capito, parliamo della Sacra Sindone che è arrivata a Torino il 15 settembre del 1578, ha subito scatenato dibattiti fra credenti e scettici e la scienza ancora oggi si interroga sull'origine di questo enigmatico lenzuolo. Spostandoci in avanti, il 15 settembre del 1830 entra in servizio la Liverpool and Manchester Railway, la prima ferrovia al mondo a collegare due città. Lunga 56 km, si percorre in meno di 2 ore grazie alla locomotiva Rocket di George Stephenson. Parlando di treni, il 15 settembre del 1890 nasceva la regina del giallo, eccola qua, Agatha Christie, autrice di capolavori come appunto Assassinio sull'Oriente Express. Dopo Shakespeare è la scrittrice inglese più tradotta. Le indimenticabili storie di Poirot e Miss Marple hanno segnato il genere, anche se noi preferiamo Sherlock Holmes. Ovviamente. Sono spiegato. Ma il 15 settembre c'è stato anche un momento oscuro nella storia dell'umanità, perché nel 1935, guardate che tipaccio quello lì, Hitler ha promulgato le leggi di Norimberga, che sono il massimo dello schifo contro gli ebrei. Queste leggi tolgono loro diritto politico e cittadinanza, vietando matrimoni misti, rapporti con i tedeschi per salvaguardare il sangue tedesco, e da lì comincia poi l'orrore della persecuzione.
Nel 1971 invece 4 audaci ambientalisti si diressero verso l'Alaska per fermare i test nucleari. Anche se non ebbero successo, il sostegno pubblico diede vita a Greenpeace, un'organizzazione globale per la difesa dell'ambiente. Attiva in 41 paesi, in Italia dal 1986 combatte lo smaltimento illegale di rifiuti tossici in Africa. E sempre rimanendo in Italia, nel 1986 la Corte d'Appello di Napoli assolve finalmente con formula piena il giornalista e conduttore televisivo Enzo Tortora dall'accusa di affiliazione alla camorra. Uno dei più clamorosi errori giudiziari della storia recente del nostro paese. Già. Il 15 settembre del 96, durante una manifestazione della Lega Nord a Venezia, Umberto Bossi, eccolo qua, vedete allora, insomma, un'immagine un po' più giovanile, legge la dichiarazione di indipendenza della Padania, un luogo immaginario che non è mai esistito, la Padania, non si capisce cos'è. Provate a mettere un bergamasco e un bresciano d'accordo anche su una sola cosa e capirete ciò che intendo. Questo per dire che ognuno la pensa a modo suo, e oggi è un concetto completamente abbandonato in favore del sovranismo, cioè la nazionalità, la nazione, no? Ma è certamente parte importante della storia recente del nostro paese. Insomma, la nascita, abbiamo parlato, della Padania. Ecco, prego. Il 15 settembre del 2008 rimane nella memoria di tutti per aver dato alla più grande crisi, all'avvio alla più grande crisi finanziaria globale, altro che martedì nero. Il fallimento della Lehman Brothers segna la bancarotta più grande nella storia degli Stati Uniti. I debiti bancari erano pari a 613 miliardi di dollari, l'inizio della grande recessione. Anch'io quel giorno ho fatto un po' di debiti, sì. 150 euro, non mi ricordo. Ah, ecco, vabbè, il 15 settembre del 2006 purtroppo ci lasciava Oriana Fallaci, l'abbiamo vista prima, la più grande giornalista italiana di sempre, una delle scrittrici, eccola qua, più apprezzate del XX secolo. È stata inviata speciale, ha intervistato Arafat, Kissinger, Gheddafi e ci ha regalato capolavori come Lettera a un bambino mai nato e Un uomo. E adesso, per chiudere, la canzone con cui ci salutiamo oggi risale al 15 settembre del 1902. Pensate, eccola qua, avete già letto, torna a Sorrento, composta in onore, pensate un po', del Presidente del Consiglio di allora, Zanardelli. Giuseppe Zanardelli. Oggi immaginate qualcuno che scrive una canzone per un Presidente del Consiglio. Il suo autore è Ernesto De Curtis, non c'entra Totò, Ernesto De Curtis. Tra gli interpreti si possono annoverare Pavarotti, Murolo, e noi ascoltiamo l'interpretazione meravigliosa di Noa. Torna a Sorrento, e con questo vi lasciamo, voi tornate lunedì con noi. Buongiorno Sicilia e buon weekend. Ispira tanto sentimento come tu chi tieni a mente, cacitato fai suonare. Guarda qua che sti giardini, senti sti sciura arance, no profuma così fino, dillo cuore se ne va. Ma non me la sa, non darmi stuto niente, torna Sorrento, fammi come va. Vedo un mare che Sorrento, tesoro te nel fondo, e ha girato tutto il mondo, non l'ho visto come acá. Guarda attorno sti silente, che te guarda.
sono tante belle che volessero passare e tu dici guarda Dio da lontana da sto cuore da una terra dell'amore tiene il cuore non torna ma non me lo sa non darmi sto tormento torna sorriente fammi come Buon weekend, la rubrica che propone i migliori suggerimenti per chi questo fine settimana vuole uscire e gustarsi un po' della nostra amata Sicilia. Presso lo stand Florio di Palermo, un ricco palinsesto di appuntamenti per la rassegna musicale Mosaic, che porterà sul palco sabato 16 settembre il cantante nigeriano Chris Obey e domenica 17 Carla Restivo e i Paola Project, gruppo musicale che si distingue per il suo eclettico repertorio composto interamente da brani originali. A San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, questa sera Carmen Consoli apre il Couscous Fest, il festival internazionale dell'integrazione culturale giunto alla 26esima edizione e in programma fino al 22 settembre. Durante questi 10 giorni sul palco si succederanno show cooking e momenti di intrattenimento. Tra vari ospiti previsto anche Max Mariola, chef e food influencer che presenterà un delizioso couscous con tenerumi, pomodoretto e bottarga di tonno. I vicoli del cuore medievale di Catania si preparano ad accogliere la 9ª edizione dell'Ursino Baskers, il Festival internazionale delle arti di strada iniziato ieri, giovedì 14 settembre, e in programma fino a domenica 17. Previste 4 aree di spettacoli gratuiti a tema, una parata per il centro storico con Samba Zita, 30 compagnie di artisti, workshop e street food and beverage. Una Catania attiva e in fermento questo weekend, soprattutto per la 15ª edizione di Corti in Cortile, il festival internazionale del cortometraggio durante il quale verranno presentati i lavori di registi, attori e sceneggiatori provenienti da tutto il mondo. Restando nei dintorni, a San Gregorio, da oggi a domenica 17 vi aspetta l'evento enogastronomico dedicato ad uno dei più apprezzati comfort food di sempre, il Polpette in Festival. Spazio sia ai sapori tradizionali che alle versioni più creative della ricetta, mentre non mancheranno momenti di spettacolo e musica. Da oggi fino a domenica a Marzamemi, in provincia di Siracusa, per il 2º anno consecutivo torna il festival cinematografico che esalta i talenti del Mediterraneo, il Marzamemi Cinefest. Ospiti Giuseppe Fiorello, Roberto Lipari, Barbara Tabita insieme a tante altre personalità dello spettacolo che portano in alto il nome della nostra isola. Spostandoci nel Messinese, a Castroreale, domenica 17, le strade verranno pacificamente invase da veli e abiti bianchi in occasione dell'evento Spose al Borgo, durante il quale numerosi brand di vestiti nuziali si succederanno sulla passerella per presentare la collezione autunno-inverno. Un'occasione perfetta per chi a breve convolerà a nozze o per chi vuole semplicemente sognare il suo grande giorno. Buon weekend!